Benvenuti al centro fieristico delle Ciminiere per uno degli eventi più attesi dell'anno, Etna Comics. Si tratta di una manifestazione del fumetto, del gioco e della cultura pop. Tanti ospiti oggi qua, da Zero Calcare, Rocco Siffredi e il cast di Macari, ma andiamo a scoprire un po' cosa ci aspetta questa giornata. Venite con noi! Antonio Mannino, direttore, è iniziato questo Etna Comics, quali sono le previsioni per quest'anno? Le previsioni sono quelle di creare spettacolo, noi impiantiamo questo grandissimo circo per fare in modo che la gente possa trovare quello che gli piace. Uno show senza fine, sono 90 ore di spettacolo, conferenze, incontri, workshop, dibattiti, vi consiglio di venire qui. Come sta andando questa giornata? Non mi è consentito parlarne con i civili. Cosa sta disegnando? È semplicemente una ragazza un po' imbronciata. Una giornata stupenda per una città con i problemi che solo un supereroe può risolvere. Io non sono un supereroe, però qua nel mezzo, con questa contaminazione, con questa effervescenza, mi sento dotato di poteri speciali. Quindi sono veramente felice. Mi ha entusiasmato al momento del taglio del nastro l'urlo liberatorio di tantissimi ragazzi che desideravano entrare, a dimostrazione di quanto sia atteso questo evento. Eventi come questo dimostrano come da tutte le parti del meridione, forse addirittura d'Italia, c'è un turismo che è collegato a un evento simile e quindi il beneficio non è soltanto per l'organizzazione, c'è un indotto importante per quanto riguarda anche gli albergatori, per quanto riguarda i commercianti. Ci faremo trovare sempre pronti e a rispondere sempre presenti. Da 12 anni la cosa iconica è il manifesto dell'Etna Comics, quest'anno disegnato da Zero Calcare, Pirandello, ce lo puoi un po' raccontare tu? Abbiamo scelto di iniziare questa epopea di dediche ai grandi autori siciliani, abbiamo iniziato con Pirandello, c'è un motivo, perché il primo premio Nobel siciliano, voglio dire, un grande autore della letteratura, un innovatore assoluto, secondo noi quello che ha inventato anche il concetto di supereroe con le sue maschere, ognuno di noi si mette una maschera e diventa un altro personaggio, come Batman, come Superman. Quindi abbiamo chiesto di disegnare questo personaggio a Zero Calcare, che per noi è oggettivamente l'autore numero uno in questo momento in Italia. Super Sex è un supereroe un po', possiamo dire, non convenzionale, ma ha anche dei lati fragili. Sì, molto fragili. Molto, perché insomma si porta dietro anche tutto quello che da bambino, tutta la sua vita nel crescere, nel cercare quella rivalsa che non arrivava, è arrivata in maniera naturale, mai cercata. Però la storia del supereroe mi piace perché indirettamente non capivo mai cosa avevo di diverso dagli altri, ma l'hanno fatta capire con Super Sex. Non c'ero ancora arrivato.